Ben, eccoci insieme ancora una volta. Con noi c'è Ivan Palasgo, che è il presidente di Appindustria Venezia, associazione delle piccole e medie imprese. Siamo all'indomani, insomma pochi giorni fa c'è stata l'assemblea annuale, quindi con lui parleremo di economia, parliamo, ahimè, scontatamente di crisi economica e devo anche dire che al centro della vostra assemblea c'è stato il tema di Veneto City, magari anche un accenno su questo mi pare doveroso. Il titolo della puntata, voluta dal nostro ospite, volutamente provocatorio: far saltare il banco. Non parliamo però di casinò, parliamo di questioni drammatiche per molti versi. Perché far saltare il banco? Perché questa situazione non è emendabile. Non può autoriformarsi. Non è pensabile che il sistema che ci sta portando a un medioevo, a un nuovo medioevo culturale ed economico, non è pensabile che questo sistema domani mattina si alzi, spalanchi le finestre della propria camera e dica: beh, sai che c'è, da oggi modifichiamo le cose. Non è possibile, non esiste. Il sistema si è talmente incancrenito, talmente avviluppato su se stesso, addirittura questo sistema ha messo in piedi un meccanismo automatico, un automatismo, proprio nel senso letterale. I mercati finanziari non sono controllati dagli uomini, sono controllati da una rete di computer che agiscono automaticamente per certi, poi chiaro interviene anche l'uomo, ma per gli aspetti fondamentali intervengono automaticamente. E non sono nemmeno più a livello globale in grado di gestirli e controllarli questi sistemi automatici. Quindi, non essendo possibile augurarsi che possa emendarsi da solo, altro esempio, la Banca d'Italia è una SPA, Società per Azioni, i cui azionisti sono tutte le banche, le principali banche italiane, poi c'è l'INPS, poi ci sono le assicurazioni generali, poi c'è l'INAIL e adesso non me li ricordo tutti, no? Comunque, si è mai visto nella storia dell'economia che una SPA, anche danneggiando se stessa, faccia gli interessi della collettività? Si è mai visto. Non possiamo pensare che domani mattina la Banca d'Italia improvvisamente incomincia a fare gli interessi della collettività. Farà gli interessi dei propri azionisti, perché altrimenti non aveva senso trasformarlo in società per azioni. Quindi, fa saltare il banco, io intendo chiaramente, a parte che non lo so come potrà evolversi questa situazione, ma chiaramente senza aspetti cruenti, però fa saltare il banco perché dobbiamo metterci a tavola, tutti gli uomini di buona volontà attorno a una tavola, e riscrivere tutte le regole. È l'unico modo che possiamo uscire da questa situazione. Togliamoci dalla testa, io non voglio fare il guru, non voglio fare il santone, men che meno voglio fare il sapientone. Non ho fatto la Bocconi, ho fatto solo Ca' Foscari, quindi proprio non sono un sapientone per antonomasia. Però o noi riscriviamo le regole o non ne usciamo da questa situazione. Ma ci sono le possibilità, secondo lei, di riscrivere le regole? O da prima una visione un po' orwelliana della situazione, con questi computer che comandano la finanza, e poi però forse è un po' sognatore. Ai film di fantascienza dove l'uomo era comandato dalla macchina, 2001 Odissea nello spazio, ce lo ricordiamo il computer HAL. La realtà è questa: i mercati finanziari sono controllati in automatico dai computer. Basilea 3, che andrà in vigore dal 1° gennaio, sarà la mannaia definitiva sull'economia, perché con Basilea 3 quasi nessuna impresa sarà finanziata dalle banche. Comunque chiedo scusa. No, ma voglio dire, da un lato questa visione orwelliana della situazione, l'orizzonte però è da sognatore, dice dobbiamo metterci attorno al tavolo e riscrivere le regole. È da sognatore, sì, è da sognatore. Altrimenti non se ne viene. D'altronde sono i sogni che spingono l'uomo avanti, perché se l'uomo non avesse avuto sogni, se l'uomo non avesse avuto fantasia, saremmo ancora alle caverne. Il futuro non può essere il freddo automatismo di un computer, ci vuole l'uomo, ci vuole il cuore che pulsa, il sangue che è caldo, che può essere freddo, la passione,
la poesia. L'uomo è fatto di queste cose qua, che paradossalmente in quest'epoca moderna vengono ridicolizzate e quasi scadono nel patetico. Uno che parla di amore, di poesia, lei si immagina, dottor Stelluto, uno che va su un'assemblea di un sindacato, magari della FIOM, tanto per citare una, e comincia a parlare di amore. Cioè quello lo prendono, chiamano il 118, lo legano, se lo portano via. Questo è pazzo, come parlare d'amore? Oppure uno che entra in banca e parla di solidarietà. Lo prendono e lo legano, ma invece è l'amore, la solidarietà, la disponibilità per il prossimo, la passione che spinge il mondo. Non vedo altre molle, non vedo altre molle. Lei mi diceva prima fuori onda, giustamente, dice, i grandi riflettori sono attratti dai casi eclatanti Ilva, la Fiat, ma qui si perpetra una sorta di genocidio quotidiano nei confronti delle piccole e medie imprese. Sì. Nel silenzio. In modo assolutamente silente, nell'indifferenza mediatica totale, continuamente si spengono imprese. È un po' come se il paese Italia fosse un grande presepio pieno di lucine fino a ieri, e ogni lucina era un'attività produttiva, era un fabbro, un falegname, un'impresa edile, una piccola... era il piccolo negozio sotto casa. E dietro questo c'è un'economia, una famiglia. Dietro questo c'è un'economia. Non dimentichiamo che da uno studio di Union Camera del 2008, il 92%, credo di averlo anche già detto, mi pare, nel corso di un nostro incontro, il 92% del PIL è dato dalle piccole e medie imprese, quindi certo. Cioè, non è che stiamo parlando di, vabbè, posso usare un'espressione del sottosegretario Martone, quindi ubi Maio, posso usarla anch'io, non è che stiamo parlando di una banda di sfigati, cioè, è l'essenza collettivo del paese. E ogni giorno queste lucine si spengono, e dietro ogni luce spenta c'è il dramma della famiglia del titolare della ditta, c'è il dramma dei suoi dipendenti e c'è il dramma di una professionalità che va al vento, che va persa, depauperata, scompare letteralmente. Mentre facciamo scomparire queste professionalità, importiamo dall'estero tutto ciò che è di peggiore, ma non perché all'estero ci siano le cose peggiori, per carità, perché gli uomini che abitano all'estero dell'Italia hanno la stessa identica dignità nostra, chi è meglio, chi è peggio. Importiamo il peggiore perché il peggiore dà più marginalità economica a quelli che lo importano. Diceva, voglio citare Giulio Tremonti, di cui io non sono assolutamente sponsor, sia chiaro, però di ogni persona mi piace cogliere le cose che più mi interessano. Diceva Giulio Tremonti, non più tardi di ieri sera, diceva Giulio Tremonti che con la globalizzazione abbiamo creato il posto fisso in Cina e creato la disoccupazione fissa in Italia. Ripeto, non sono sponsor di Giulio Tremonti, non ha bisogno di me per sponsorizzarsi, però questa è una considerazione che mi piace, che deve far riflettere. Quando fate il direttivo di Apindustria Venezia, il sentimento che pervade è la tristezza, il dramma, la rabbia? Dottor Stelluto, mi scuso anche con i telespettatori, devo rispondere con sincerità, certo, non è che poi scado nello scontato, nel banale. Allora, rispondendo proprio con sincerità, c'è tanta di quella malinconia, tanta di quella rassegnazione tra gli imprenditori che impedisce addirittura agli imprenditori stessi di trovare la forza di coalizzarsi per fare muro e per esempio di scendere in piazza a protestare. Non hanno più, sono talmente sfiduciati dalla politica, dalle strutture economiche, dalle banche, dai mercati, che perdono addirittura la voglia di proporsi, di essere propositivi verso un modello nuovo, perché sono sfiduciati di tutto. Uno degli aspetti che so che le sta a cuore è il fatto che stiamo rovinando il paese dei nostri padri, lei dice. Sì, sì. Io non voglio essere ampolloso,
Però pensiamo alla guerra di liberazione, a tutti quei ventenni che sono morti perché credevano in un ideale, e siccome voglio essere corretto, io voglio ricordare chi è morto sul fronte della Resistenza e chi è morto per esempio sull'altro fronte della guerra civile e della Repubblica di Salò. Erano ventenni anche quelli, credevano in un ideale anche quello. Era giusto, era sbagliato, la storia ha detto chi aveva ragione e chi aveva torto, però un morto per un ideale è una degnità da qualsiasi parte sia, perché muore, dona la sua vita per un ideale. E ora immaginiamo che questi partigiani che sono morti, che hanno liberato l'Italia da una dittatura, oggi vedano in che condizioni è l'Italia. Immaginiamo che quelli che sono usciti dalla Seconda Guerra Mondiale, che hanno costruito tutto, che hanno consentito il miracolo economico degli anni 60 fino agli anni 70, immaginiamo che guardino cosa noi abbiamo fatto, come abbiamo distrutto il patrimonio che ci hanno consegnato e immaginiamoci cosa possono pensare di noi. Immaginiamo Enrico Mattei, che ha dato la vita per dare dignità al paese Italia. Lui, ce lo ricordiamo che non aveva nemmeno, certo. viveva come un, sì, per carità, non gli mancava certo il pane, per carità, però viveva come un dignitosissimo impiegato. La sobrietà. Eppure ha pagato con la vita il suo desiderio di dare dignità, spessore e peso specifico all'Italia nel mondo. Pensiamo a Giorgio La Pira, sindaco di Firenze, che ha salvato la Pignone facendola diventare la nuova Opinione. Pensiamo a Mintore Fanfani quando era ministro dell'industria e delle partecipazioni statali. Cioè, li ho citati di qualsiasi orientamento politico, perché non mi interessa l'orientamento partitico. E io devo andare in sigla. E allora andiamo in sigla. Grazie a Ivan Palasgo, presidente di Apindustria Venezia. Alla prossima.